non abituiamoci e non diamo per scontata l'Atalanta in Champions League, rimane un'impresa costante e rinnovata, quindi in quel percorso, a differenza di altri contesti dove spesso la stella o una delle 2 o 3 stelle è tutelata e per un bene comune e un quieto vivere si insabbia, qua la stella non è né Gomez né Ilicic, la stella è Gasperini. La stella dell'Atalanta è l'allenatore. L'allenatore ha creato qualcosa che nessuno nel pianeta calcio avrebbe immaginato. Quindi la stella, che tra l'altro è il capogruppo, quindi non è il capocannoniere o il capitano o l'uomo più pagato, è il capogruppo. Ti traccio una strada che sia difficile, ma chi di noi non ha avuto problemi con allenatori? E non è solo vincere o perdere, ti mettono in panchina, ti urlano questo, ti fanno rientrare, ti dicono di giocare la palla in un modo, ti fanno correre e tu invece non vuoi correre. Cazzo, io 2 o 3 scemi li ho avuti forte. Cazzo, ma esatto, e pensa, Cammel, tu eri un'assoluta stella. Non ti dico il nome, uno mi ha detto non andare incontro, i giocatori finiti vanno incontro, devi andare lungo. E io gli ho risposto, scusa, ma se il centrocampista non riesce ad andarmela lunga e mi guarda per dire vieni a prendermela e devo andare incontro, e che faccio? Io vado lungo e mi dice dove cazzo vai? Capito? Già lì, dopo il secondo giorno, io fai una cosa, non parla più con me, ci vediamo il prossimo anno. Capito? Allora tu pensa, Cammel, quando con la stella della squadra, no? Perché tu eri il terminale, eri anche un giocatore carismatico, cioè hai questo problema, certo che è difficile, certo che poi il quotidiano è pesante, però lì parliamo di un allenatore che ha fatto diventare nemmeno realtà, ma arrivo a dirti abitudine, quello che era nemmeno un sogno. Cioè quando tu fai diventare abitudine ciò che non è possibile sognare, è normale che quando lui a un certo punto richiama l'operato della società a intervenire, a questo punto lui è perfetto, perché dite, io l'ho portato qua, ho preso Papu dall'Ucraina, che era un giocatore in fase decadente, ok? Ho fatto risplendere i giovani e i vecchi, vi ho portato risultati, una pacca di soldi, una valanga di soldi vi ho portato, e la strada la conoscete. A questo punto io lo voglio il Papu, però gli dico, ti devi abituare a rientrare, o non posso più farti fare il tuttocampista, perché dobbiamo variare le cose. Il Papu, che è un amico, come anche Giampiero Gasperini è un nostro amico, ok? Gli vogliamo bene, no? Però a questo punto, se devi continuare su una strada che è segnata ed è vincente, per quanto a malincuore sia difficile, l'Atalanta c'è stata senza Cristiano Doni, senza Stromberg, ci sarà anche senza Papu, Per quanto a malincuore sia difficile, l'Atalanta c'è stata senza Cristiano Doni, senza Stromberg, ci sarà anche senza Papu, Ragazzi, non sappiamo quello che è successo, magari ci sono dei modi, quando sei un giocatore importante come Gomez, tutto bello, quello che abbiamo detto su Gasperini è vero, però magari non sappiamo in che maniera gliel'ha detta, perché sono arrivati a quello che sono arrivati. Gasperini è un tipo di allenatore che delle volte durante gli allenamenti ti dice determinate cose anche pesanti, dai, lo sappiamo tutti. Adesso ma che c'è di male? Scusa. Cosa. È così e punto e basta. Ha detto bene Lele, lui ha fatto 2 retrocessioni a Catania, poi è andato lì al Metalist che non ce la faceva più, è arrivato qua e l'ha fatto diventare giovane l'altra volta e faceva la differenza anche in campo internazionale. Il passato, dico. E non ho il passato presente, in questo momento qua Gomez fa più fatica e le decisioni le prende Gasperini. Gasperini ha detto le condizioni della società o sono queste oppure io me ne vado. Parliamoci chiaro, a gennaio Gomez deve andare via o a giugno, questo è un dato di fatto, dai, su. Dicono che si sono messi le mani addosso, hanno fatto casino, eccetera eccetera. Gasperini l'altro giorno parlava già al passato, Gomez è stato un grande calciatore. Allora, Gomez, se ha fatto così tanto bene all'Atalanta e è andato in nazionale, lo deve solo a uno, a Gasperini. Perché Gomez era un buon giocatore a Catania, ha fatto delle buone cose, è andato in nazionale, è diventato un giocatore totale e anche internazionale, ha conquistato la nazionale grazie a Gasperini. 1. 2. Non c'è da fare scelte, Nick. Quello che ha creato Gasperini è grazie a Gasperini. Non è vero che poi i giocatori vanno in campo, quello che ha creato tutti è stato Gasperini. Gomez è arrivato a un certo punto a gennaio, poi non mi piace quando uno
fai post e cosa. Io se c'ho un problema con qualcuno vado, gli dico quello che penso, poi pianto baracca e me ne vado. Non mi piace quest'altro tipo di situazione. In più, la situazione di Gasperini è stata molto intelligente. In tante altre partite, prima del casino, ha detto: subiamo troppi gol quest'anno, qualcosa devo cambiare. Quel qualcosa era riferito anche Ilicic Gomez insieme con Zapata davanti, facevano un po' fatica. Infatti appena ha messo Pessina dentro, con uno dei due, ha iniziato a vincere qualche partita in più, a soffrire un pochino meno. Allora io dico, Gomez a 33 anni, 34 anni andrà via, è stato anche il capitano, deve dire grazie a Gasperini, chiedigli scusa, digli grazie e si fa da parte. Questo è quello che penso io. Poi negli spogliatoi può succedere di tutto, io l'ho fatto una peggio di Bertoldo, però infatti mi hanno cacciato da tutte le parti, un allenatore, soprattutto in questo caso qua, Gasperini della situazione, che è un re lì, è quello che ha creato, vuole avere la credibilità con gli altri calciatori, se gli ha mancato di rispetto lui vuole ancora avere la credibilità, per dire, far capire anche agli altri che nessuno mai si azzarda a fare quello che ha fatto Gomez, che Gomez, vedi, sta andando via, qui comando io, le cose le faccio come dico io.